Buon compleanno Venezia! La giornata è cominciata con la Santa Messa nella Basilica di San Marco, forse il simbolo più importante dell'arte veneta e uno dei simboli più celebri della cristianità. Nell'anno della pandemia Venezia riparte da se stessa dopo essere nata dall'acqua e dalle barene in tempi in cui guerra e pace si alternavano senza sosta e dove non era facile controllare prosperità e declino. Venezia ha cercato l'equilibrio, esattamente come lo sta cercando ora il mondo, il Veneto e la città, tra calli e canali deserti svuotati dalla pandemia. Eppure la città oggi era viva, lo si è sentito e visto durante la messa trasmessa in streaming e nel pomeriggio con il suono delle campane in tutta l'isola e con un collegamento in videoconferenza tra le istituzioni veneziane e la Cina e poi con il concerto nel Teatro La Fenice. La città è nata tra migrazioni e fughe, le stesse che in alcune parti del pianeta si registrano ancora oggi, a testimonianza che dalle sofferenze possono nascere i piaceri, che dal male può nascere il bene e che dal brutto può nascere il bello, bellezza che oggi il mondo intero ha il dovere di conservare e omaggiare.